Al Circolo Empedocleo di Agrigento si è svolto un convegno sul rapporto tra sicurezza e accoglienza, per provare a spiegare quali potrebbero essere le soluzioni per una convivenza più umana. Lei è un avvocato specializzato in ambito dell'immigrazione. Ecco, come conciliare un ambito freddo come il diritto ad uno caloroso quale l'umanità? È facile conciliarlo nel momento in cui si applica la legge così per come è stata predisposta. Noi abbiamo un testo unico dell'immigrazione che è risalente al 1998, che ha avuto tantissime modifiche e tantissime evoluzioni, e la legge di per sé ha dato la possibilità negli anni di aumentare e migliorare il sistema di accoglienza nei confronti di tutti i migranti che hanno messo piede sul territorio nazionale. Sicuramente le ultime norme, le ultime leggi non ci aiutano tantissimo, perché vi è stata una sorta di regresso, è regredita un pochino la figura del migrante che aveva la possibilità di essere accolto in Italia con nei sistemi di accoglienza molto virtuosi come lo SPRAR, fino ad arrivare adesso a una situazione in cui vi è maggiore difficoltà per entrare nel circuito di accoglienza. Ecco, secondo me alla base di tutto, al di là della norma che venga cambiata o meno con questi nuovi decreti legge, nuovi decreti legislativi, se noi ci rifacciamo sempre a quelle che sono le norme della Costituzione, sicuramente un beneficio lo otterremo, soprattutto con l'articolo 10 della Costituzione. Gli orientamenti che Papa Francesco e i Vescovi d'Italia pongono come strada possibile e percorribile alla politica italiana. Innanzitutto favorire gli accessi regolari al territorio nazionale attraverso il potenziamento dei corridoi umanitari, attraverso la concessione di visti umanitari. Questo è fondamentale perché tanta gente ha diritto di essere salvata, di uscire dalla propria terra, di trovare un luogo sicuro in cui vivere e ricominciare la propria vita. È necessario che lo faccia in piena sicurezza. Poi ancora un invito a potenziare tutte quelle azioni di integrazione che favoriscono l'integrazione fra stranieri ed italiani, considerando che il percorso di integrazione è sempre un percorso bidirezionale, in cui entrambi devono fare un passo verso l'altro per comprendersi ed accogliersi. Durante il convegno, inoltre, sono stati espressi pareri sul nuovo decreto sicurezza, che ha portato notevoli cambiamenti particolarmente restrittivi sulla politica di accoglienza per gli immigrati. È chiaro che il governo ha creato un enorme problema giuridico per un'emergenza che non c'è, che ha inventato e alimenta e continua a alimentare a semplici scopi di propaganda. Gli sbarchi sono pochissimi e nonostante questo però il Mar Mediterraneo è stato chiuso alle ONG, nella buona sostanza, impedendo loro di sorvegliare quello che succede. Noi pensiamo che serva una operazione che prova a parlare agli italiani raccontando il linguaggio della verità. Non c'è nessuna emergenza, anche se ci fosse un'emergenza questa non sarebbe una buona ragione per lasciare morire la gente in mare. Se c'è una questione che riguarda l'Europa, riguarda la ridistribuzione dei migranti, purtroppo dobbiamo rilevare che il governo, anziché alleggerire questo problema aumentando il grado di condivisione con gli altri paesi dell'Europa, l'ha aggravato con la scelta di asse con i paesi Visegrad, cioè i paesi dell'est Europa che sono più ostili rispetto alla possibilità di accogliere migranti sbarcati sulle coste mediterranee dell'Europa, aggravando una situazione di isolamento del nostro paese. Qual è il primo impatto e le prime difficoltà che si possono riscontrare nell'applicazione del decreto di sicurezza? Sì, Agrigento è stata sempre una terra di accoglienza e fino a poco tempo fa avevamo numerosissime case d'accoglienza per minori stranieri, per esempio 15, forse più, e adesso siamo ridotti praticamente a 2. Abbiamo lo SPRAR che è molto popolato, nel senso che abbiamo 160 posti di SPRAR, e adesso con questo decreto cominciamo ad avere i primi segni, nel senso che abbiamo circa 40 domande di residenza che sono state bloccate e che non sono state accolte, in attesa di capire bene come si svilupperà il discorso proprio sull'applicazione del decreto sicurezza. E io penso che
questa situazione andrà sicuramente ad aggravarsi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nel senso che continueranno ad esserci, come già ci sono, altri sbarchi, sebbene siano meno evidenti rispetto a prima, perché sono magari degli sbarchi cosiddetti fantasma, per cui la gente arriva ma non ha un riscontro, non ha accoglienza, non ha sistemazione nelle strutture.